Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura il bollettino settimanale dei casi Covid in Sicilia. Nel periodo dal 13 al 19 febbraio si è verificato un calo significativo dei nuovi casi di infezione in linea con la tendenza nazionale. Secondo il bollettino settimanale del DASOE, il Dipartimento per le attività sanitarie e l'Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana sono stati rilevati 1.563 nuovi casi positivi, pari al meno 14,03% rispetto alla settimana precedente, con un'incidenza di 33 casi ogni 100.000 abitanti. Le province di Messina, Palermo e Trapani hanno riportato il tasso di nuovi casi positivi più alto rispetto alla media regionale. I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno eseguito un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di un 55enne messinese accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo era stato notato dai militari che stavano effettuando attività di controllo del territorio. Dopo averlo seguito, i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione all'interno della sua abitazione, sospettando che potesse nascondere della droga. All'interno dell'appartamento sono stati trovati 1,5 kg di marijuana suddiviso in 12 confezioni sottovuoto nascosti nel sottoscala. Sono state registrate 70 adesioni da tutta la Sicilia per la marcia antimafia Bagheria Casteldaccio organizzata dal Centro Pila Torre di Palermo, che si terrà domani in occasione del 40° anniversario della prima manifestazione. Tra i partecipanti ci saranno scuole di ogni ordine e grado, amministrazioni pubbliche, enti e associazioni, università, associazioni antimafia, la diocesi di Palermo, le chiese locali, le associazioni cattoliche, i sindacati confederali e anche le forze dell'ordine. 3 operatori del servizio di emergenza 118 sono stati lodati per aver salvato la vita di un disabile durante un incendio avvenuto in una villa a Palermo nei giorni scorsi. Il presidente della società Seus, Riccardo Castro, ha comunicato loro il riconoscimento a nome dell'intero consiglio di amministrazione della società partecipata dalla regione siciliana che gestisce il servizio di emergenza urgenza. Siamo orgogliosi di voi, rappresentate un perfetto esempio della professionalità e dello spirito di sacrificio degli operatori del 118, il commento del presidente Castro. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20.